Care concittadine e cari concittadini, innanzitutto un grazie al Presidente dell'ANPI per questo percorso che abbiamo deciso di condividere per raccontare la storia della nostra città e della nostra comunità e del nostro Paese. L'anniversario della liberazione d'Italia rappresenta per noi la celebrazione di un patrimonio di valori e la ricorrenza nei confronti di coloro che hanno lottato per un'Italia democratica e libera dall'oppressione della dittatura fascista. Sono passati 79 anni da quel 25 aprile, quando il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l'insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, imponendone la resa. Ma l'evento storico non può prescindere dalle persone, dalle loro anime e dalle loro aspirazioni, da quegli uomini e quelle donne che non si sono mai rassegnati e che hanno sempre tenuto la schiena dritta. Ci sono tre parole che mi stanno a cuore e che ritengo legate indissolubilmente a questa giornata: fedeltà, ideali e coraggio. Essere fedeli è una virtù, un impegno morale alla lealtà e da un legame profondo che rende la persona più forte e consapevole. La fedeltà è un senso di attaccamento solidamente ancorato alla coscienza, anzi a una coscienza pulita. Gli uomini e le donne che nei momenti più bui e complicati della nostra storia hanno creduto nella libertà, nella democrazia, nella tolleranza e nel rispetto delle diversità, hanno scritto le pagine più importanti del nostro Paese. Gli ideali per chi è veramente fedele non rimangono nobili aspirazioni o scopi, ma diventano una vera e propria ragione di vita. Tutto ciò che è pensiero o speranza viene tradotto in azioni, in comportamenti esemplari. Pensiamo all'esempio e al segno lasciato nelle parole e nei fatti dal presidente Sandro Pertini, o guardando alla nostra Treviso, al partigiano Eros Umberto Lorenzoni. E poi c'è il coraggio, quella serenità che deriva dalla propria coscienza, dalla consapevolezza di guardare sempre nella direzione della giustizia, dell'uguaglianza e della devozione. Penso che in questa occasione, partendo proprio da queste tre parole, sia doveroso oggi ricordare il primo uomo del coraggio e della resistenza, Giacomo Matteotti. Un politico che non si è piegato all'oppressione, un uomo che si è opposto alle ingiustizie e ai brogli, alle barbarie della dittatura, sapendo di rischiare la vita. Quest'anno ricorre il centenario della sua morte. Matteotti però è il più grande esempio di come si dovrebbe vivere la vita. Assieme a lui desidero ricordare tutte le donne e gli uomini che hanno lottato per la liberazione nazionale, che hanno seguito la stella dei diritti umani, della democrazia e dell'unità e che ancora oggi, anche nel mondo, non perdono mai i riferimenti della persona, della dignità e dei diritti. Loro sì che hanno scritto e scriveranno la storia. Oggi abbiamo il dovere di ricordare e celebrare, ma anche di rinnovare il nostro impegno ad una società che guardi alla resistenza con un approccio rinnovato, ispirandosi alla coerenza, alla tenacia e all'intransigenza dei suoi protagonisti nei piccoli gesti delle dinamiche familiari, sociali, economiche e lavorative della nostra società. Abbiamo l'opportunità di trasmettere a chi viene dopo di noi un nuovo modo di resistere, legato alle nuove sfide,
alla soluzione delle criticità e dei problemi del nostro tempo, senza mai dimenticare i punti fermi della lealtà, della fedeltà e del coraggio. Treviso è stata antifascista, Treviso è antifascista e Treviso sarà per sempre antifascista. Viva Treviso, viva il Veneto!